È in corso stamani presso il Palazzo del Governo ad Agrigento un vertice per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica in vista della storica visita di Papa Leone XIV all'isola di Lampedusa, prevista per sabato 4 luglio. Al tavolo convocato presso la prefettura di Agrigento partecipano i vertici territoriali e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, incaricato direttamente dal Consiglio dei Ministri di coordinare gli interventi e la complessa logistica legata all'evento. Tra i partecipanti al tavolo il prefetto di Agrigento Caccamo, l'arcivescovo Damiano, il sindaco di Lampedusa Mannino, il questore di Agrigento Palumbo, il comandante dei Carabinieri di Tullio, quello della Guardia di Finanza, il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Pendolino, i responsabili di Agrigento della Protezione Civile. I temi principali del comitato includono la pianificazione logistica, la gestione degli spostamenti del pontefice e l'accoglienza dei fedeli e le autorità nell'isola. Per la sicurezza e l'ordine pubblico, misure straordinarie per i luoghi simbolo che il Papa visiterà. L'arrivo del Papa nell'isola è previsto per le ore 9 del mattino. Quindi le varie tappe: sosta al cimitero con omaggio floreale sulle tombe, sosta alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro con la benedizione della targa che intitola il molo a Papa Francesco, il saluto ad alcuni migranti. Alle 10:30 celebrazione della Santa Messa, sul palco sarà esposta l'immagine della Madonna di Portosalvo. Al termine della messa saluti all'autorità a bambini ammalati e volontari. Alle 12:30 il decollo da Lampedusa. Il recente Consiglio dei Ministri ha destinato 2,5 milioni di euro per l'organizzazione complessiva della visita pastorale. Per l'evento prevista una grande affluenza di fedeli provenienti da tutta la Sicilia e oltre.